Va ora in onda la rassegna stampa. Vedi, sono qua in onda così con le braccia allargate, in segno fratelli, vi amo. Amo tutti, oggi amo i due registi, Simone 1, Simone 2, buongiorno, c'è anche Stefano chiaramente, il fantasma, sai, qualche inizia a vedere, no, le persone. Oggi amo quelli che vengono, che entrano qua in Bellerio, li amo già normalmente, li amo tutti. Oggi amo i militari che sono fuori a far la guardia, oggi amo i palestinesi, amo gli israeliani, amo i russi, ma anche un po' Zelensky. Ah, che bello amare. Poi sta arrivando anche il temporale, siamo tutti freschettini quest'oggi. Ma com'è felice Sammy Varin. Buongiorno, buongiorno. Sono le 8:34 o sono appena passate le 18 se volete, perché questa è una trasmissione bellissima e va anche in replica. Buon mattino, buonasera, buonanotte da Sammy Varin. Rassegna stampa anche per oggi, 1° agosto. 1° agosto, Sammy Varin, non ti conosco, ancora qualche giorno e a tenermi compagnia sarà il grandissimo Antonino Danna, perché Sammy si ferma per il mese d'agosto, ma poi dal 1° settembre ritorno. Felice come una Pasqua quest'oggi. Voi direte si è drogato, che lo sapete, dai, la mia droga è il miele. Io sì, lo ammetto, ogni mattina una bella cucchiaiata di miele nel caffè padano e vedi come rendo, anche perché questo prodotto che si chiama rassegna stampa ormai si è sparsa la voce, non c'ha proprio niente della rassegna stampa, ma vi mette delle pulcettine nelle orecchiette e vi mette sul tavolo delle argomentazioni con cui poi discutere con parenti, amici e nelle feste della Lega, ma anche del PD se volete, c'è sempre qualcosa da raccontare anche a loro. Grazie per essere con noi, chi ci segue nella banda DAB della radio. Chi in auto, è certo, ci portate ovunque, basta scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro telefonino e collegarlo all'autoradio, ma se avete un'auto recente la vostra autoradio contiene anche la banda DAB e allora schiacciate DAB e cercate Radio Libertà, ci trovate sicuramente. Buon mattino a chi ci segue su Facebook e su YouTube, ma soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, dove ieri sera è andata in onda la festa della Lega a Cervi, a Milano Marittima. Ragazzi, è stato un successone, ma soprattutto è stata ripresa dal Corriere, unico giornale che chiudendo tardi chiaramente è riuscito a riprendere cosa ha detto Matteo Salvini. Veramente anche Repubblica e La Stampa chiudono tardi, ma avevano altro a cui pensare. Ritrasmetteremo il comizio di Matteo Salvini nel primo pomeriggio, quindi se lo volete gustare proprio gnam 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 mentre fate merenda, rimanete sintonizzati su queste frequenze. Grazie a chi ci segue naturalmente sul sito radiolibertà.net, approfittatene per sbirciare le ultime notizie, ma soprattutto gli ultimi commenti del nostro direttore Sallusti e degli altri colleghi. A proposito di ultime notizie, e certo, era nell'aria le merci europee verso gli Stati Uniti caricate con il 15%, in vigore dal 7 agosto. L'Unione Europea ha una settimana per trattare. Canada punito perché ha riconosciuto la Palestina, ma ormai la stanno riconoscendo tutti. Che palle, adesso anche nei consigli comunali, ragazzi miei, adesso inizia la menata dei consigli comunali. Oh signor, si scherza, lo sapete che questa è una rassegna stampa molto scherzosa, no querele quindi, ma soprattutto cerchiamo, te l'ho detto, di farvi ragionare senza seguire il pensiero unico per forza, perché i giornali purtroppo sembra poi che ti guidino verso un unico pensiero. No! E allora perché Sammy Varin oggi le in scia Lager? Sarà successo qualcosa di sicuro. Dopo i poteri a Roma capitale di ieri che hanno tanto intristito i leghisti celoduristi, cioè il sottoscritto Sammy Varin, cosa è successo che mago Sammy Varin presagiva? Ve lo dissi ieri, succederà qualcosa, perché io conosco troppo bene voi ascoltatori, uno per uno vi conosco e conosco troppo bene la Lega. Sì, sai, facendone parte
da tanti anni, ti viene da ragionare un po' come la Lega. Poi ci sono le sorprese. Ai tempi di Bossi, ragazzi, la mattina presto ci guardavamo, dopo aver letto i titoli dei giornali, dicevamo: che cazzo ha detto Bossi? Poi scoprivi che non era proprio come metteva in prima pagina il Corriere, però si rimaneva a volte un po' così. Allora, il primo lancio è stato quello di Massimiliano Romeo. Ieri pomeriggio avevo appena finito la trasmissione, ai microfoni di Agorà Estate vi leggo il lancio di agenzia, tanto per giustamente, adesso non è che me la tiro, dico Sammy Varin quando parla poi quella cosa succede. Ma ci mancherebbe. Sentite qua, a proposito di poteri speciali dati a Roma, d'altronde se ne parlava da anni e anni, già nel federalismo fiscale gli avevamo dato un po' più di poteri in Costituzione, Roma è il cuore pulsante della politica italiana e merita poteri speciali. Ok? D'accordo? Ma anche Milano, capitale economica e finanziaria del paese, ha diritto a un riconoscimento istituzionale analogo. Lo dichiara il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ai microfoni di Agorà Estate. Stiamo lavorando a un disegno di legge costituzionale per riconoscere poteri speciali anche a Milano, aggiunge Romeo. Roma ha un ruolo culturale mondiale, ma Milano è un centro finanziario internazionale che dà forza all'economia italiana. Perché no? Ci stiamo lavorando, ok? Questa è la risposta dopo come si può, la doccia fredda, cosa vuoi, che ieri tutti titolavano felicemente Roma poteri speciali, Roma capitale. Certo, Roma è Roma, è la capitale d'Italia. E c'è il giubileo dei giovani, e ci sono tutte quelle prese per ricaricare i telefonini. Ma come fai a organizzare una roba del genere se non c'è? Perché parlo toscano? Non ho capito. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, no, non è chiusa la parentesi, perché dopo Romeo è intervenuto anche Molinari. Rafforzare Roma capitale è un passaggio previsto dal titolo quinto della Costituzione. Sì, l'abbiamo cambiato un po' di tanti anni fa e c'era scritto anche altre cose, però l'unica istruzione per l'uso è arrivata per Roma, e questo lo so, perché noi del nord siamo sempre troppo gentili. Prima di rafforzare Roma capitale, guarda che mi stanno guardando i romani qua, prima però è necessario chiudere rapidamente le intese per Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. Ok? Quindi mettetevi in coda, cari romani, assolutamente, pensiamo anche a voi. Prima però è necessario chiudere rapidamente le intese per Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria su sanità, protezione civile, previdenza integrativa, professioni, le materie extra LEP. L'autonomia non è una concessione, è un diritto sancito dalla legge e un'opportunità per rendere più efficiente lo Stato. Onore a Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega. Chiaramente c'è un motivo per cui sono così baldanzoso, ed è proprio questo, signori, il rilancio della Lega, non è stata zitta. Immediatamente il giorno successivo ha più poteri per Roma Capitale, omaggiando la nostra capitale, che giustamente deve essere a livello delle altre capitali europee. Non dimentichiamo quello che c'è scritto nel patto di governo, e quindi l'autonomia per il nord e magari anche per Milano un riconoscimento istituzionale analogo. Chiusa la parentesi, no, perché approfitto subito per ricordarvelo, siccome oggi è venerdì. Già ieri c'è stato questo festone della Lega a Cervia, Milano Marittima, ripresa da tutti i social, ragazzi, guarda un po', ti faccio subito vedere, faccelo vedere in radiovisione, festa Lega Romagna Cervia. Ieri c'è stato Matteo Salvini con Capezzone, uno spettacolo che vi riproporremo più avanti. Oggi venerdì 1 agosto
arriva il ministro dell'interno, Piantedosi alle 20:30, alle 21, porco cane, Luca Zaia, e anche Zaia c'ha qualche lancettino che adesso vi tiro, Oh, poi arriva Alessandra Locatelli, ministro della disabilità, Silvia Sardone, Francesco Giubilei e Mirko De Carli, non solo Lega, ma soprattutto Lega. Questa sera, venerdì 1 agosto, se siete in vacanza nella zona di Cervia, Milano Marittima, se avete parenti o amici lì, rompetegli le scatole, c'è la festa della Lega fino a domenica. Sabato c'è Alberto Stefani, possibile candidato in Veneto della Lega, Alberto Gusmeroli sul fisco, è un dio, Giancarlo Giorgetti, il prossimo presidente della Repubblica, non dovevo dirlo, cacchio, scusate, mi è scappata, Massimiliano Fedriga, cioè roba pazzesca. Questa domenica, Claudio Durigon, Andrea Crippa, Luca Toccalini, il ministro Valditara, sì, glielo insegniamo noi a studiare a questi ragazzetti di oggi. Oh, io non aggiungo altro, ragazzi, però festa della Lega a Cervia, Milano Marittima, roba da non perdere. È chiaro che però se non siete a Cervia e siete qui sfigati come noi, beh ragazzi, questa sera, venerdì, parte la festa della Lega Lago e Valli a Colico, in Viale Padania. E che non ci andate? Chi c'è questa sera alla festa della Lega Lago e Valli di Colico? Riccardo Molinari, Giancarlo Giorgetti, Eugenio Zopili, Guido Guidesi, Massimo Sertori. Questa sera, venerdì, dalle 19:30 si mangia e si beve a Colico, ragazzi, al freschetto, alla festa della Lega Lago e Valli. Sabato 2, quindi domani, Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Romeo, Andrea Crippa, Matteo Mauri dei Giovani della Lega. Festa della Lega, Colico, a 2 passi da Lecco e dalla Valtellina, in Viale Padania. Chiaramente, signori, c'è tutta un'organizzazione, già mettiamo le mani avanti, c'è Omar Bassani con la sua bella compagnia Lega in quel di Martinengo in provincia di Bergamo, che ci ricorda che lì hanno orecchie attente ai problemi della città. La Lega sta ripartendo alla grande e già c'è il gazebo fissato per domenica 7 settembre. Segnate giù, gazebo tesseramento, poi gli interventi politici nella sala civica ex biblioteca comunale sita in piazza Aurisio, Martinengo, provincia di Bergamo. Se poi arriva anche la Sardone, ragazzi, segnatevi domenica 7 settembre con la Lega che vi ascolta. La domenica successiva c'è lo Spiedo Padano, adesso non riesco più a fermarmi, non fai più la rassegna stampa oggi, Sammy Varin. C'è lo Spiedo Padano la domenica 14 e io ci vado a mangiare lo spiedo, ma soprattutto ci sarà il gazebo di Radio Libertà e certamente vi divertirete a comprare i nostri gadget. Domenica 14 settembre a pranzo, fammi vedere la locandina, guarda che bello che sono. Sai che c'è gente che si è innamorata di me solo per questa foto? Capisci? Poi quando mi vedono lo so che piace anche a te questa, lo so, ti piace, quando mi vedono vabbè, però domenica 14 settembre Rovato Brescia, ristorante Birreria La Loggia, lo Spiedo Padano con lo staff di Radio Libertà. La domenica successiva, il 21, Pontida, con i nostri gadget, chiaramente, che saranno richiestissimi, comprese le mutande di Radio Libertà. Ci sono da maschietto e da femminuccia, chiaramente un apposito stand per provarle. Basta così, dai, basta così. Abbiamo chiuso la rassegna stampa? No, il cui Parlamento alle 9:05, va bene? Un po' meno 7, guarda che precisione. Allora, mi tuffo subito sui quotidiani, partendo però non dai giornaloni, perché a proposito di Luca Zaia, che sarà alla festa della Lega di Cervia, ragazzi, io giuro, mollo tutto, vado a Cervia, ma cosa sto qui a fare in Bellerio? Ma per favore, guarda un po' qua, la nuova di Venezia e Mestre, prima pagina, titolone, Zaia. Più poteri a Venezia. Oggi l'intervista sulla nuova di Venezia e Mestre. La riforma può permettere di gestire urbanistica e fiscalità a livello locale, ok? Il governatore chiede la stessa autonomia legislativa che il governo vuole garantire a Roma.
Mamma mia ragazzi, oggi goduria massima. Se siete in Veneto, compratevi la nuova e leggete l'intervista con Luca Zaia. Chiaramente non finisce qua. Perché? Perché anche sul Corriere di Verona e sul Corriere del Veneto, guarda qua, Roma autonoma, anche Venezia. Dopo il riconoscimento alla capitale, Luca Zaia chiede lo stesso trattamento per il capoluogo del Veneto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di modifica costituzionale per Roma capitale e in Veneto tra i leghisti serpeggia malumore. E mica solo in Veneto, un po' da tutte le parti, ragazzi miei. Roma sì e l'autonomia ancora no, scrive il Corriere del Veneto. Con aplomb il presidente Luca Zaia, su cui il futuro c'è anche l'ipotesi di una corsa sindaco di Venezia, si appella a governo e Parlamento. Ora affronti il problema della specificità di Venezia, dice Zaia. Sullo sfondo si percepisce chiara l'amarezza per l'autonomia differenziata, il vessillo delle regioni del nord, con la legge del ministro leghista Roberto Calderoli, affari regionali e autonomia, al palo dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Il decreto legge Roma Capitale non era nel programma del centrodestra, mentre l'autonomia differenziata c'era e come, si sfoga Roberto Marcato, assessore veneto alla sviluppo economico. Noi veneti non siamo neanche più arrabbiati, siamo solo delusi. Chiaramente non finisce qui. Roma Capitale, insomma, era in Costituzione, quindi bisognava prima o poi renderla tale. È chiaro che se vuole soldi, se vuole 1 miliardo come ci chiede, aspetti e speri, assolutamente. Quindi soldi non ce ne sono più. Ne torniamo a parlare? Sì, ma ci piace moltissimo questo inizio di rassegna stampa e vedo che mi state scrivendo tanti WhatsApp al 340 6709 659. Neanche un'offesa? E allora vada Dio veramente. Vi meritate la prima pagina del quotidiano? No, non vi leggo Repubblica. O quasi sì. No. Sai dove volevo andare? No, vado su Avvenire, giustamente il giornale dei bacchettoni, io ci scherzo, però oggi mette in pagina un po' tutte le argomentazioni. Allora, USA con Israele per l'ultimatum ad Hamas. Zuppi, basta inutili stragi, torni la speranza. In centropagina, detrazioni, figli e ISEE, si apre la trattativa. Il governo disponibile a misure per le famiglie, sconti per i libri scolastici e nuovo peso alla casa, mentre l'occupazione continua a crescere, più 16.000 a giugno, ma gli stipendi restano bloccati. Quindi buonissime notizie, infatti non ne parla nessun quotidiano di sinistra sul fronte occupazione. Chiaro, gli stipendi restano bloccati, per i miracoli ci stiamo attrezzando. A Milano scattano 6 arresti, accuse al sindaco più leggere, ma intanto il PD, ragazzi, è in ambascia e io direi di andare a bussare al vostro vicino di casa comunista, abbracciandolo e dandogli in mano magari Libero o no, ma anche Repubblica va bene. Adesso vi leggo il titolo, assolutamente sì. Da oggi dazi al 15% forse, scrive il quotidiano cattolico Avvenire, ma invece proprio così è stato confermato, e poi basta, nel senso che mi tuffo immediatamente sul Corriere per un buon motivo. Caso Milano, scattano gli arresti. Le indagini sull'urbanistica di Milano hanno svelato un sistema tentacolare nel quale una parte delle classi politiche, di dirigenti comunali, dell'imprenditoria, delle libere professioni, in una commistione di conflitto di interessi e mercimonio della funzione pubblica, prospera, piegando a proprio uso le regole. Chiaramente un virgolettato, se il giornalista del Corriere scriveva ste robe, io come minimo lo bruciavo nel camino, non il giornalista ma il Corriere. Così il GIP Fiorentini, che ha ordinato gli arresti per l'immobiliarista Catella, l'assessore dimissionario Tancredi, l'ex presidente della commissione paesaggio Marinoni, l'architetto Scandurra, l'imprenditore Pella. In cella il costruttore Bezziccheri. Chiaramente non è mai bello quando si parla di arresti addirittura in cella, soprattutto per questi personaggi che hanno visto soltanto cose bellissime e lussuose finora, ed ora. Attenzione, siamo in prima pagina sul Corriere. Via ai dazi dell'America.
L'ordine di Trump all'Europa ha imposto il 15%, niente di nuovo, ma che mi piace è l'editoriale di Paolo Mieli, signori, che ci racconta le strategie a sinistra e che a un certo punto ha una parentesi che chiude e poi riapre, che mi piace tantissimo. Io amo oggi Paolo Mieli. Il suo editoriale di spalla sul Corriere si intitola Voto 2027, la partita di PD e 5 Stelle. Ve ne leggo qualche riga e farete un salto sul divano. Anzi, continuerete a fare bidibodi, buppaparappa, bidibodi e papparappa. Tra meno di 2 anni si terranno in Italia le elezioni politiche più importanti di questo inizio del terzo millennio. Importanti, fondamentali, dal momento che il Parlamento che uscirà dalle urne avrà il compito di eleggere il successore di Sergio Mattarella. Successore che nel caso di vittoria di Giorgia Meloni, attenzione tutti in piedi, potrebbe essere il primo presidente della Repubblica di centrodestra. Pronti per l'applauso? Attualmente, per una serie di motivi anche di carattere internazionale, la personalità che ha maggiori chance, mani in alto, è Giancarlo Giorgetti. E qui un boato. Sulla carta il centro-sinistra guidato da Eilish Line gode di più opportunità di quante gliene vengano accreditate, ma molto dipende dal sistema elettorale, se si riuscirà a metterlo a punto, e da quanto questa eventuale nuova legge offrirà al PD l'opportunità di divincolarsi pur restando alleato dal Movimento 5 Stelle. Qui mi fermo, signori, c'è il cui Parlamento, ma vi ho fatto saltare, continuate pure a saltare sul divano, fate bidibodi, buppaparappa. Giancarlo Giorgetti, citato dal Corriere, da Paolo Mieli, come futuro Presidente della Repubblica. Signori, vado ad aprire una bottiglia di spumante. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Questo è un provvedimento importante, un provvedimento che vuole dare risposte sostenendo i comparti produttivi e i lavoratori a problematiche di importanza cruciale per il Paese. Questo provvedimento si basa su 2 linee d'azione principali. Da un lato le misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, dall'altro le misure in materia di ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda la prima parte, il Governo interviene con un finanziamento oneroso di 200 milioni per il 2025 per garantire continuità produttiva e sicurezza degli stabilimenti dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Di questi 200 milioni, circa 63 milioni verranno destinati a lavori di ammodernamento industriali e ambientali. Sempre riguardo alla questione Ilva vengono aggiornate e non cancellate, come ho sentito dire, le norme relative alla realizzazione di un impianto di preridotto a Taranto, rifinanziando il progetto a livello nazionale. Il preridotto è un materiale intermedio utilizzato nei forni siderurgici elettrici per consentire di ridurre le emissioni climalteranti. Rifinanziando il progetto, il Governo, al di là delle retoriche dell'opposizione, mantiene ben fermo l'obiettivo della decarbonizzazione futura del settore. Ci sono poi disposizioni per semplificare gli investimenti, superiori a 50 milioni nelle aree industriali ex Ilva, estendendo le norme relative alla realizzazione di programmi di interesse strategico nazionale. E infine misure relative a una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali e misure importanti e specifiche per la riqualificazione del polo siderurgico di Piombino. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, abbiamo l'esonero dal contributo addizionale per integrazione salariale per aziende localizzate in aree di crisi industriali complessa, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per imprese con almeno 1.000 dipendenti fino al 31 dicembre 2027, fino a 6 mesi aggiuntivi di CIGS per imprese che stanno cessando l'attività con prospettive di vendite e riassorbimento dei lavoratori. Viene inoltre incrementato il fondo per i lavoratori di aziende poste sotto sequestro e confisca, perché è evidente che non devono essere i lavoratori a pagare le colpe di altri. Altre misure sono previste per il settore moda, così come viene introdotta una disciplina speciale
per fronteggiare situazioni eccezionali legate al clima per imprese edili, lapidee e anche per gli operai agricoli a tempo determinato. Una pluralità di misure il cui filo conduttore è quello di sostenere le imprese e i lavoratori, con una parte centrale, un core del provvedimento che è destinato all'acciaieria di Taranto. Il tema dell'ex Ilva è un tema complesso, un tema che non si risolve con slogan o ricette semplicistiche, un tema in cui si intrecciano in modo inscindibile tematiche come la prioritaria tutela della salute pubblica, il mantenimento dei livelli occupazionali, l'attenzione per l'ambiente e le conflittualità proprie del rapporto tra città e stabilimento. Conflittualità anche molto aspre, come abbiamo visto in questi giorni con le dimissioni del sindaco. L'ex Ilva è l'unico stabilimento a ciclo integrale d'Italia. In quest'ottica è una questione di sicurezza nazionale, ma è anche uno stabilimento che dà lavoro a molte persone, 8.000 a Taranto, 10.000 in tutto il gruppo, senza considerare l'indotto. Quindi è importante continuare a produrre, continuando i controlli con i lavori sull'ambientalizzazione e tutelando i livelli occupazionali. Certo, c'è chi dice che questo è l'ennesimo provvedimento salva Ilva. Intanto bisognerebbe ricordare come i provvedimenti del Conte 2, con lo stralcio dello scudo penale, hanno prodotto disastri noti a tutti. Ma però quali sarebbero le conseguenze del non intervenire? L'azzoppamento della produzione di acciaio nazionale, la perdita di posti di lavoro, la desertificazione industriale, e chi si farebbe carico dei costi per la bonifica del sito in quel caso? Certo, la tutela della salute pubblica deve essere prioritaria, così come occorre continuare a lavorare per la futura decarbonizzazione. Ma un inciso sulla decarbonizzazione occorre farlo. Il settore siderurgico è ad alta emissione di carbonio. Le emissioni globali dell'UE sono diminuite al 2023 di più del 35% rispetto al 1990. Oggi l'intera Unione Europea rappresenta meno del 7% delle emissioni globali di gas climalteranti, una percentuale limitata rispetto ai grandi emettitori, cioè la Cina col 30%, gli Stati Uniti e l'India. Il dato è positivo, ma va analizzato con attenzione. Una parte importante di questa riduzione delle emissioni deriva da cambiamenti tecnologici, transizione a combustibili a bassa intensità di carbonio, dalle fonti rinnovabili, da interventi normativi. Ma un'altra parte non trascurabile deriva da una riduzione fittizia, cioè non si riducono realmente le emissioni, ma si spostano in altri paesi extra UE, il cosiddetto carbon leakage. E lo cito perché è un fenomeno in cui il settore a cui il settore della siderurgia è particolarmente esposto. Questo avviene essenzialmente in due modi: delocalizzazione produttiva, quando un'industria si sposta da un paese UE a un paese extra UE, oppure da importazioni ad alta intensità di carbonio, quando si importano materiali o semilavorati ad alta intensità, danneggiando tra l'altro produttori europei soggetti a normative più stringenti. Quali sono le conseguenze di questo fenomeno? Citiamone alcuno: perdita di posti di lavoro, indebolimento del sistema produttivo, peggioramento del rapporto tra import-export e nessun reale beneficio di riduzione delle emissioni, che vengono semplicemente spostate. Questo non è negazionismo climatico e non vuol dire essere contrari alla decarbonizzazione, che però deve essere fatta in modi e in tempi sostenibili, lasciando da parte un certo qual talebanesimo green che tutto vuol normare, tutto vuol prescrivere, creando danni inenarrabili dal punto di vista economico senza reali benefici ambientali. Vedete colleghi, per anni c'è stata raccontata da parte di una certa narrativa, da parte di una certa politica, una visione che accomunava iperliberisti, tecnocrati, seguaci della terza via, quella di un mondo immaginifico, un mondo nel quale una parte del mondo avrebbe dovuto produrre e l'altra parte del mondo, cioè il nostro mondo, il mondo occidentale, avrebbe dovuto consumare i beni prodotti altrove, il magico mondo della globalizzazione. Poi è arrivato il Covid e ci ha fatto capire come quella visione forse non fosse così lungimirante. Già negli anni 90 la Lega aveva le idee ben chiare, aveva ben compreso i grandi pericoli che si celavano dietro a questa visione del mondo.
Il mondo della globalizzazione senza regole, ben lungi dal portare a benessere diffuso, ha portato delocalizzazioni, concorrenza sleale, impoverimento del potere d'acquisto delle classi lavoratrici. Una globalizzazione che ha portato a concentrare e aumentare la ricchezza nelle mani di pochi, impoverendo tutti gli altri. Noi ci opponevamo allora a questa visione che tanti disastri ha provocato e continuiamo ad opporci anche oggi. Il senso di questo decreto va in questa direzione: continuare a produrre in Italia, incentivare l'industria in Italia, difendere gli asset strategici e nazionali e tutelando i lavoratori. Per cui dichiaro il voto favorevole del gruppo della Lega al provvedimento. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving. Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Thought I was feeling good. I was on a roll. Didn't let it show, but I was falling for you. Splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, Summertime blue. You took all my love. Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you. Loved you in all daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Do you feel it too? Still see the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you, and now I'm wondering, were you just passing through? Oh, oh. Summertime, summertime, Summertime blue. You took all my loving. summertime, summertime, Summertime is true. I'm still thinking of I you. left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Yeah, I feel it too. Oh, Summertime, summertime, summertime is true. I'm still thinking. Che roba, ragazzi. Saremo barbari, ma siamo anche eleganti, è vero? Summertime Blue, è appena uscito questo duetto assolutamente inedito. È la prima volta che sono insieme queste big star, Norah Jones e John Legend. Naturalmente un pezzo che non verrà trasmesso dalle radio importanti perché non fanno parte del business system che circola da queste parti italiane. Summertime Blue con il buongiorno rinnovato. Io sono Sammy Varin, in regia Simone 1, Simone 2, ma soprattutto tanti WhatsApp che stanno arrivando per commentare questa rassegna stampa. Scrivete al 340 6709 659
Dopo le 10 apriremo anche le linee, ma avremo pure la commentatrice Chiara Soldani con noi. Intanto, chiaro, molti di voi hanno brindato perché sul Corriere Mieli scrive che Giorgetti al momento è quello che ha le carte in regola per diventare il nuovo presidente della Repubblica. Chiaro, non c'è fretta, siamo un po' in anticipo, però è chiaro, visto che la Meloni continua a aumentare, siamo oltre il 30% come preferenze, è chiaro che se vince il centrodestra ci sarà un Parlamento prettamente di centrodestra alle prossime elezioni, bada ben, anche il Presidente della Repubblica per la prima volta in assoluto potrebbe essere di centrodestra. Non è male Giorgetti Presidente della Repubblica, l'importante è che non sia Tajani. Ecco l'ascoltatore che mi rovina la giornata. Va bene, siamo pronti anche ad avere Tajani Presidente. Mi manca il fiato. Bravo Marcato, bravo Marcato. Sì, Marcato chiaramente per lui insomma è uno di quelli duri e puri. Ci vorrebbe un bel posticino prossimamente di responsabilità. Ciao Samuele, da conservatore non da camaleonte, resto affezionato alla linea che fu del compianto Gilberto Neto, che chiudeva la sua trasmissione in Radio Padania Libera con quel fantastico Sprofondi Roma. È vero, diceva così Oneto. Luca di Botticino Brescia, che confondi spesso con il putiniano secessionista. No, tu non sei secessionista, vero? Ma sto scherzando. Però certamente lo diciamo ancora, ma lo diciamo in maniera più forbita, non diciamo più Sprofondi Roma. Però, come ti ho detto e hai sentito in rassegna stampa, diciamo sì, gli diamo più poteri a Roma Capitale, perché è giusto che abbia più potere come le altre capitali europee, che si faccia una repubblichetta, mica tanto, repubblicona, magari dividendo Roma, come diceva giustamente ieri uno dei nostri registi, in tante parti, con tanti sindaci, c'è già questa divisione, in modo che magari venga governata meglio e si chiudano le buche delle strade, così non muore più gente. Ci vuole un Semivarin. Io non ci vado a Roma a fare il sindaco, però insomma se magari qualche ideuzza gliela vogliamo dare, visto che adesso diventa autonoma. Chiudiamo la parentesi, avete capito tanto dove voglio arrivare. Vediamo un po', no, sto girando un attimo. Roma Caput Mundi Padania, non ho capito Gian, non ti capisco. Non capisco, ma Tajani odia Zaia? O odia i Veneti? O odia il popolo padano? O odia la Lega? Dai, no, scrivetemi queste cose, ma scusami, ma per favore. Comunque, se siete nostri ascoltatori, vi invito a sentirci anche nel primo pomeriggio, perché trasmetteremo l'intervento di Matteo Salvini che ha fatto alla festa della Lega di Cervia. Ha detto cose belle, ecco, vi dico solo, ha detto cose belle. Intanto solo un svolazzamento proprio per 5 secondi sul Corriere, ancora in prima pagina, perché non posso fare finta di niente. Cioè io faccio finta di niente perché non vi annoio con Raoul Bova, anche se le sue vicende piacciono moltissimo, è un po' come Temptation Island, guarda che ho imparato a dirlo, però stanno parlando da una settimana e passa tutti i giornali, e Raoul Bova, lo sapete, le chat sono uscite eccetera. Adesso c'è anche Massimo Gramellini, se ne parla Gramellini nel suo caffè in prima pagina sul Corriere, non posso non citarlo, che titola La rivalutazione della suocera. Sì, e commenta la decisione della vittima del gossip ricattatorio dell'estate, l'attore Raoul Bova, di farsi assistere legalmente dall'ex suocera Anna Maria Bernardini De Pace. Cioè si fa assistere dall'ex suocera che prima lo odiava, o comunque non gli stavano proprio simpaticissimi ste cose, no, adesso ma ci mancherebbe, un bravo ragazzo, gli aveva detto genero degenere,
Adesso l'avvocata si schiera entusiasta e solidale al fianco di Raoul Bova. Chiaramente non lo farà per soldi, perché la De Page non penso che ne abbia bisogno, però per dire, fa specie. Chiaro che se siete amanti del gossip dovete comprarvi almeno un giornale, perché ne parlano tutti di Raoul Bova. Se non sapete cosa gli è successo, siete peggio di quelli dell'Highland famoso. No, basta, sul Corriere mi fermo, perché ve lo tengo per dopo. C'è, come vi dicevo, un servizione sulla festa della Lega di Cervia con l'intervento di Matteo Salvini. Retata verticale invece sul Fatto Quotidiano, senza pietà proprio. 6 arresti a Milano, il GIP accoglie le richieste dei PM, retata verticale, proprio come il bosco verticale che c'è a Milano. Si sono spartiti Milano, trovata una lista delle presunte mazzette, il PD difende ancora Sala che rinvia tutti i dossier. Più che la lista sono state trovate pure anche le mazzette. Io non ci credo, però chiaramente questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, che mette di spalla anche il sì sofferto. Il Fatto Quotidiano soffre insieme a Conte sì sofferto a Ricci, ni a Gianni e Sala si dimetta, niente patti organici, fa la raccolta differenziata Conte, ma dice di sì. Giro Quotidiano, ma so che ve lo comprerete certamente. Dove vado? Vi leggo la prima pagina del Giornale. Shock a Milano, 6 arresti, inchiesta sull'urbanistica, carcere domiciliari, si alleggerisce però la posizione di Sala. Il riquadro, patto tra Forza Italia e Berlusconi, Pier Silvio non mi candido, fatto sta che comunque questa è ancora una frase vecchia, non ci sono aggiornamenti particolari. Io certo mi immaginavo che Tajani fosse messo fuori, sto scherzando, però giustamente mica si può decidere dall'oggi al domani, o se hanno deciso semplicemente non ce lo dicono. Oggi il quotidiano Il Giornale porta l'intervista esclusiva al fratello di Netanyahu, ok? Noi sconfitti sulla propaganda. Si chiama Iddo, non Iddu, ma Iddo. Al Giornale dice: Occidente ipocrita, lo Stato palestinese è una barzelletta. E se lo dice Iddo, e non possiamo non crederci. All'interno, pagina 2, Iddo Netanyahu, il fratello di Netanyahu: lo Stato palestinese è una barzelletta, ma Hamas sta vincendo la guerra di propaganda e l'Occidente ipocrita si rende complice. Siamo ancora qui, riconoscere la Palestina oppure no? Cosa ne pensate voi? E mi riferisco a voi ascoltatori anche che non avete mai scritto a questa radio. È arrivato il momento di farlo. Scrivetemi un WhatsApp al 340 67 09 659. Vi faccio anche le estrazioni del letto. Attenzione: 3 4 0 6 7 0 9 6 5 9. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto. Questo è il numero di WhatsApp di Radio Libertà, al quale potete scrivere un messaggio in qualunque momento del giorno o della notte, commentando ciò che avviene nella vostra vita. Un messaggio anche audio, se volete anche video, e noi lo leggiamo. Il primo speaker che c'è in onda lo legge. Il fratello del primo ministro israeliano, scrive oggi il Giornale, dice: si vuole riconoscere una nazione che non è mai esistita e che i leader palestinesi hanno sempre rifiutato, ma sulla fame a Gaza stanno vincendo le bugie degli islamisti. Quindi ancora, secondo lui, non si muore di fame a Gaza, sono tutti lì belli e pasciuti. Giro pagina, ma sono 2 le pagine, sul quotidiano Il Giornale, con l'intervista al fratello di Netanyahu. Ma i media occidentali sono a priori contro Israele e rilanciano le sue bugie e le foto false dei bimbi denutriti senza verifiche. Hai capito? Sono denutriti senza verifiche, no, nel senso che non sono state verificate, e qualcuno l'abbiamo visto e poi in cura qua da noi. Hamas odia Israele
perché odia l'Occidente e su questo non possiamo che non essere d'accordo. Eppure veniamo criticati per aver osato combattere terroristi omicidi che ci hanno massacrato. Allora, siamo d'accordissimo su questo fatto. Ha fatto anche un bel lavoro sporco, Israele ci ha tolto dalle balle parecchi terroristi, eccetera, però adesso basta. Siccome questi hanno ramificazioni ovunque, vattelo a cercare anche in altri paesi, magari, anzi sicuramente non nel pizzaiolo dove va Sammy Varina a comprare la pizza e il kebab. Lui è sicuramente una brava persona, ma magari ce ne sono altri che sono dormienti e aspettano l'ordine, per cui c'hai sta polizia Israele, c'hai questa polizia che non sbaglia mai, si è visto a ottobre dell'altro anno, e cerchiamo sti Hamas, sti terroristi un po' da altre parti. Sinistra sotto shock. Ora che si fa? Sono rimasto sul quotidiano Il Giornale, giustamente ci sta, la maggioranza di Sala frastornata dagli arresti, stadio San Siro e opere nel caos. I dubbi dei consiglieri di PD, Verdi, Azione sul futuro del sindaco, stamattina li vedevo tutti, erano tutti frastornati. Schlein dice io sto con lui. Fratelli d'Italia, che cosa deve succedere ancora? Si dimetta. Fatto sta che Sala è stato comunque scaricato anche da responsabilità che non aveva, giustamente, una brava persona, non ha voluto niente per sé. Conte assolve Ricci. No a passi indietro. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Il leader 5 Stelle fa il kingmaker del campo largo, non so cosa sia, del campo largo, e dà le carte al PD. La Schlein ora insieme a vincere, fanno finta di niente, giustamente indagato, ma cosa vuoi che sia, giustamente non avrà fatto niente. Però, diciamo che non è proprio da 5 Stelle, ma giustamente ci può stare di questi tempi, facciamo finta di niente. Il Tempo? No, prima del Tempo, dai, giustamente, 2 giornali di centrodestra, no, devo essere più democratico. E allora vado su Repubblica, bella potente, guarda qua. State guardando? Dovete andare sul sito radiolibertà.net o scaricare l'applicazione di Radio Libertà dall'App Store. C'è un bottoncino in alto a destra, potete scegliere tra i canali radio e televisione. Se schiacciate TV vi appaiono anche le prime pagine dei giornali che vi sto leggendo. Milano, sì agli arresti, titola La Repubblica, in nerone proprio, Urbanistica, il GIP accoglie le richieste dei PM, 5 degli indagati ai domiciliari, 1 in carcere, cade l'accusa di induzione indebita, Sala la conferma che non ho agito per interesse personale, ma non l'abbiamo mai pensato, Sala, non ne hai bisogno di altri soldi, ci mancherebbe altro, però, forse hai permesso che tutto ciò accadesse girandoti dall'altra parte, sicuramente, io sto scherzando, non sarà sicuramente così, è una delle ipotesi, Occhiuto indagato lascia e si ricandida, capito? Lascia e raddoppia, scelga la Calabria. E poi Puglia, Emiliano e Vendola frenano la corsa di De Caro. Insomma, oggi chiaramente Repubblica ci va giù, bello, sul fronte delle prossime elezioni regionali c'è un casino della miseria, sappiatelo. Dove vado? Beh, è arrivato il momento dello zuccherino, uno zuccherino per tutti noi, ecco il quotidiano La Verità. Svolta nello scandalo edilizio, arresti per la Palazzopoli di Sala. E Conte cavalca le inchieste e prende in ostaggio il PD. In centropagina, la brutta cronaca, immigrato violento, va espulso, lui fa ricorso, ma non ci credo. Lui fa ricorso e poi massacra la ex. Un mucchio di precedenti, permesso di soggiorno respinto 2 volte perché pericoloso, ma era ancora qui.
preso somalo torturatore, il somalo torturatore e assassino di bimbi arrivato con i barconi. Ragazzi, sfruttava le lungaggini e i cavilli delle norme per restare in Italia, nonostante fosse stato bollato come soggetto pericoloso. In questo modo un marocchino ha potuto ridurre in fin di vita la sua ex compagna. La procura di Palermo fa restare in Germania un somalo ritenuto un torturatore di un centro libico e un assassino di minori. Mi fermo, ma Giorgio Gandola oggi ci va giù pesante veramente sul quotidiano. La verità è certo, fa venire i brividi, ma bisogna leggerlo. Le università USA si piegano, basta con il woke. Dopo Pennsylvania e Columbia, la Brown collaborerà su clandestini e antisemitismo e anche sulla verità, e se lo scrive anche la verità alla fine non potete non leggerla questa notizia. Corna con ricatto, Bova si fa difendere dall'ex suocera che lo insultò per il divorzio. Chiaramente non vi leggerò mai l'articolo perché penso che ci siano argomentazioni più importanti, però è nel gossip da settimane e quindi veramente non si può far finta di niente. Resto no, dai, adesso giustamente ci vuole anche la stampa. Guarda com'è democratico il Semivarin. La stampa oggi parla di Gaza, Merz spiazza Meloni, ora l'iter per la Palestina. La Germania stop ai massacri, ma 2 ministri israeliani dice annettiamo la Cisgiordania. Canada e Portogallo come Macron pronti a riconoscere lo Stato. Insomma, qui stanno riconoscendo tutti la Palestina. Cosa facciamo? Il ministro degli esteri tedesco Merz è atterrato a Tel Aviv per incontrare Netanyahu. Dopo Francia e Inghilterra, anche Canada e Portogallo riconosceranno lo Stato di Palestina e da Berlino arriva un passo avanti. Ancora sta domanda, ve la continuo a fare. Ma è giusto riconoscere lo Stato della Palestina? Può portare a qualche cosa, ad esempio? Una sciocchezza, la fine della guerra? O stiamo facendo un favore ad Hamas che continuerà poi a governarla, questa striscia di Gaza, la Palestina? 340 6709 659. Fatemi sapere. Difendiamo le atlete incinte. Stella del nuoto, il caso della pallavolista licenziata, contratti da riscrivere. Si continua su questo argomento e fa bene sul quotidiano La Stampa con l'intervista a Federica Pellegrini che torna su Asia Cogliandro, cacciata dalla sua squadra perché incinta. Servono più tutele. Resto sul quotidiano La Stampa perché c'è un buon motivo, perché a pagina 15 della Stampa un paginone su Tajani alla Corte Fininvest. Sono molto interessati quelli di centrosinistra a Forza Italia e mi fa specie e ve lo voglio segnalare. Tajani alla Corte Fininvest, i Berlusconi insistono, il partito deve rinnovarsi. L'incontro di ieri negli uffici dell'azienda con la D Danilo Pellegrino e Gianni Letta, ma non ci sono assolutamente novità. Tajani dice vogliono sostenere il partito con le loro idee, sarà una collaborazione attiva, sì, rinnovamento, ma bla 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 bla. Non è successo assolutamente niente che sia trapelato alla Stampa, of course, ma riescono a scrivere un paginone a pagina 15 gli amici del quotidiano La Stampa. Giro ancora e c'è una terribile notizia che campeggia anche su altri quotidiani, ragazzi, Facciamo i bravi perché altrimenti qui le donne ci fanno fuori e magari la Chiara Soldani avrà qualcosa da dire, la sentiamo alle 10. Fatto a pezzi da madre e compagna, l'accusa di non lavorare dietro l'orrore. Udine, Alessandro narcotizzato prima di essere sepolto in un bidone, le 2 donne hanno confessato. Cioè, praticamente in base a quanto riferito dalle 2 donne ai carabinieri, quest'uomo aveva detto loro che si sarebbe occupato di preparare la cena e la tavola, ma al rientro delle donne dopo una giornata di lavoro non hanno trovato niente di preparato. Ne è nata una discussione, schiaffi, spintoni e l'hanno fatto fuori.
Chiaramente io non ci credo, però io sono sempre uno che prepara quando posso la cena, preparo la tavola, assolutamente, vuoto la pattumiera e io mi occupo chiaramente storicamente anche della lavatrice, e io e la lavatrice e l'asciugatrice, d'inverno abbiamo un bellissimo rapporto, quindi bisogna fare attenzione. E quando gli girano le balle a ste donne, mica soltanto ci sono i femminicidi, però fanno solo quelli sui giornali. Contromano a 88 anni, signore, è successo ancora. Una vittima e 2 feriti sulla Torino Bardonecchia, un nuovo tragico caso dopo la strage di Domenica Novara. La moglie è morta nell'impatto, lui in prognosi riservata. È successo di nuovo e l'associazione familiari e vittime della strada con Silvia Frisina dice basta con i rinnovi facili delle patenti. Il fenomeno è in aumento, servono maggiori controlli, ma non ci sono, una segnaletica più efficace. Ci sono anche dei segnalatori appositi che se entri in contromano fanno picciu, fanno casino e insomma se vedi che succede qualcosa, ma se l'anziano è anziano, magari è pure sordo, attenzione. Dove vado, signori? Intanto stanno fioccando decine di WhatsApp. Grazie. Tra poco ve li leggo al 340-6709-659. Chiaro che a questo punto vi meritate l'articolo del Corriere. Comincio a mettervelo in pagina, ma tra poco ci sarà la pausa con la canzone indipendente. C'è anche il salutino di Marco Nocera, Storm Reactor, una dance molto positiva, pompa, ma giustamente qualcuno mi segue dalla spiaggia, qualcuno dal lago, dal mare, e bisogna dare un po' di ritmo alla vostra giornata, anche se sinceramente io sono contentissimo e felicissimo perché dopo i poteri speciali a Roma di ieri e oggi sui quotidiani c'è la Lega che si è fatta sentire dicendo certo, un atto dovuto, come dicono da qualche parte i poteri speciali a Roma, ma adesso prima c'è l'autonomia del Nord con la T. Salvini rilancia il dossier banche, soldi senza fatica, tassare i profitti, è il titolo del Corriere della Sera, ma non c'è solo questo, non potevano metterlo in apertura sul Corriere. Sul tema in passato il centrodestra si era diviso, il dossier banche, soldi senza fatica, tassare i profitti. Romeo che dice una legge speciale anche per Milano. Non è finita, altra cosa molto bella secondo me, la mamma di Jojo correrà con la Lega. Matteo Salvini le ha consegnato la spilletta della Lega con Alberto da Giussano e lei ha ricambiato con un cornetto rosso. È stata annunciata così sempre ieri a Cervia. Oggi ritrasmetteremo tutto quanto nel primo pomeriggio. La candidatura per le regionali in Campania con la Lega di Daniela Di Maggio, la madre di Giovan Battista Cutolo, per tutti Jojo, lo ricordiamo, il giovane musicista ucciso a Napoli la sera del 31 agosto 2023 a 24 anni. Un cornetto perché un po' di fortuna ci vuole sempre, spiega la Di Maggio, mentre il vice premier ha commentato ne ho davvero bisogno, magari me lo porto pure in Cassazione, alludendo al proprio percorso giudiziario. La Lega ha visto il mio impegno, nato non per la politica, ma come espressione della società civile, dice Di Maggio, che rivendica le sue battaglie a sostegno del decreto Caivano e soprattutto il disegno di legge Jojo. Il DDL è stato presentato proprio durante la conferenza stampa con Gianluca Cantalamessa, responsabile del Dipartimento Antimafia della Lega, capogruppo in commissione, che ha spiegato come le 3 misure previste dal testo puntino i riflettori su fiction, canzoni, social network e propongano anche la creazione di un garante per le vittime. L'articolo su Corriere prosegue con Paola Cacace, ma la notizia è proprio questa: la mamma di Jojo correrà con la Lega. Ci fermiamo, ma il bello arriva adesso, l'articolone a pagina 22 del Corriere sulla festa della Lega di Cervia, sulle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini. Prima però vi dicevo, c'è la canzone indipendente dopo il jingle. C'è un jingle prima, è vero? Sì, c'è 2 jingle al prezzo di uno, signori. Poi i saluti dell'artista Marco Nocera, che ci farà ballare qualche minuto con Storm Reactor.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un grande saluto a tutto il pubblico che ascolta Radio Libertà, che sia FM, DAB, in streaming, ovunque voi siate. Io sono Marco Nocera, l'autore e producer di questo pezzo carico di energia positiva. Parliamo di Storm Reactor. Invito a seguirmi sui vari canali social, tra Instagram, TikTok, Facebook. Mi trovate come Marco Nocera Official e in più, oltretutto, se ascoltate la musica su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, mi trovate anche là. Basta cercare Marco Nocera e sentirete questa canzone e tutti gli altri progetti che ho già realizzato e che usciranno prossimamente. Ancora buon ascolto e buon divertimento a tutti quanti. Ciao! Hours on. Increase the beats. Play melody. Exploding rhyme. It's a flow of music. This is a storm reactor. It's a flow of music. This is a storm reactor. Hey, it's a wonderful emotion that you never felt before, and now keep you strong. It's a flow of music. This is the Storm Reactor. It's a flow of music. This is the Storm Reactor. Oh, no, no, no. Don't give up. Music never stops. Start to enjoy. It's a flow of music. This is the Storm Reactor. It's a flow of music. This is the Storm Reactor. It's a flow of music. This is the Storm Reactor. Marco Nocera, signori. Storm Reactor, una dance molto positiva per tutti voi che vi siete alzati con il piede giusto, voi che mangiate pane e politica. Beh ragazzi, oggi c'ho veramente un sandwich slurp. Che cosa succede sui quotidiani? Tra poco andiamo sul Corriere, perché è l'unico che ha fatto in tempo e ha voluto parlare della festa della Lega di Cervi a Milano Marittima, che è partita ieri giovedì ma che prosegue oggi venerdì, sabato, domenica. C'è Luca Zaia, c'è il ministro Piantedosi, ci sono tutti praticamente, non solo della Lega ma anche del centrodestra, e chiaramente ci saranno molti curiosi in vacanza nella zona di Milano Marittima, perché ascoltare un po' di politica, soprattutto quella importante, va bene anche se siete comunisti. Sì, sto per andare sul Corriere. Prima ringrazio tutti voi per le condivisioni, soprattutto chi ci sta guardando anche su Facebook e sulla pagina di Lega Salvini Premier. Grazie. Schiacciate il pulsante condividi e condividete le notizie che lancio su Radio Libertà sulla vostra pagina, e tramite WhatsApp inviate queste cose anche a parenti o amici, perché quello che diciamo qui
Non lo dicono da nessun'altra parte. 340670969 il numero di WhatsApp per comunicare con noi, poi dopo le 10 apriamo anche le linee. C'è un messaggio audio, quindi Simone tira sul cursorone e sentiamo cosa dice questo. Vai! Per riconoscere la Palestina, come diceva Kissinger, ma se io devo parlare con l'Europa, che numero di telefono devo fare? Ma se noi dobbiamo parlare con la Palestina, quale numero di telefono dobbiamo fare? Quello di Hamas? Quello di Hezbollah? Quello del governo palestinese, se c'è o non c'è, chi cazzo lo sa, mai sentito? Che numero dobbiamo fare? Questa è la domanda. Come si fa a riconoscere una cosa che non esiste? Mi sembrano tutti impazziti. Comunque va bene, dai, va bene così. Io la Palestina la riconoscerei, la nominerei Atlantide e la farei sprofondare. Non esageriamo, però vi dico, non finirà qua, perché adesso la sinistra partirà da tutti i consigli comunali, regionali, eccetera, per portare questa mozione. Chiarissimo. Sammy, due cose. Oggi nuova parola, climalterante. Climalterante, mi cascano le balle. Giorgetti, presidente della Repubblica, confermerebbe il mio dubbio che non sia lì all'economia a fare i miei interessi. Giovanni, ma dai, sempre gomblottari 100%. Io sono contento. Oggi ne parla il Corriere in prima pagina con Mieli, che nel suo editoriale cita Giorgetti come possibile al momento prossimo presidente della Repubblica. Preferite Tajani? 340 6709 659 o la Schlein o qualche altro rappresentante di centrosinistra, come hanno fatto finora. Lo sanno anche gli asini che è Hamas che spara sui palestinesi in coda per il cibo. I nostri telegiornali si bevono la balla propagandata dall'ONU. Che merli, scrive Silvio. E poi un altro messaggio audio. Sul cursore sentiamo che dice. Buondì, non mi sembra tanto difficile da capire. Sono i terroristi di Hamas che fanno sparire il cibo, per quello sono in guerra, hanno fame, ma è chiaro? Ma non è vero che non hanno aiuti, li requisiscono loro, l'avevo già detto ieri. Ok, non è mica difficile da capire. Ok, però diciamo che qualcuno ogni tanto prende il fuciletto e spara a quelli in coda, o è sempre Hamas? Il giornale ha scritto Sala, la sinistra sotto shock, andava scritto destra e sinistra sotto shock dopo il caso Occhiuto, scrive questo ascoltatore. Ciao Sammy, non ci casco nella notizia odierna del Corriere sulla futura ipotizzata elezione a presidente di Giorgetti. Primo, anticipazioni del genere bruciano i candidati. È vero, però. Secondo, sono notizie da tromboni e sapientoni che non ne azzeccano una, devono solo riempire il loro quotidiano, scrive Ruggero. Ma senti, comunque fa piacere, diciamo che è un bel complimentone. Ecco, Giorgetti è uno dei politici più seri, adesso si occupa di economia, è un leghista duro e puro, anche se di quelli... come si può dire, che parlano meglio, che parlano meno e magari con un appeal minore rispetto ad altri, ecco, è importante sottolinearlo, proprio per questo che si adattano forse a essere eletti anche dal centro-sinistra. Tu dici, non è un complimento, lo so, ma centro-sinistra vanno a beccare quelli appeal zero. Giorgetti non è appeal zero, però è molto più freddo rispetto, se vuoi, a un Calderoli. Io ci farei Calderoli, presidente della Repubblica, ma capite la differenza, la caratura è assolutamente identica, forse anche maggiore quella di Giorgetti. Bova è il padre dei suoi nipoti, lo Stato di Palestina non esiste, queste altre meditazioni che stanno arrivando al 6709659. Buongiorno, no mai riconoscere la Palestina paese di Hamas e tanti terroristi ancora una volta ci vogliono piegare all'Islam. Chiaramente io mi metto col cuore in mano, mi metto nei panni dei palestinesi che non sono terroristi, perché dobbiamo imparare questa cosa, non fare di tutta l'erba un fascio. Se porto la kefia non vuol dire che ho ammazzato i palestinesi, ma magari sono d'accordo che Netanyahu è un fascista, capito? Non facciamo di tutta l'erba un fascio. Cosa può pensare un palestinese che
forse gli arriveranno queste notizie che stanno riconoscendo il loro stato in molte zone del mondo ed Europa. È difficilissimo mettersi nei loro panni e pensare cosa pensano, però proviamoci. Riconoscere la Palestina adesso significa riconoscere Hamas e condannare i palestinesi. Comunque basta vedere cosa dice la sinistra e fare il contrario, difficilmente si sbaglia. Scherza, ma mica tanto. Mario da Genova che ci scrive: per la prima volta per la mia Cervia, rilievo il grande lavoro europeo fatto dal nostro eletto in Europa e proprietario del papete, ma silenzio vero. Oh signor, se entra il papete, che skill è rimasto in 3, ragazzi miei, eh? Adesso abbiamo Vannacci, a Mauri, a sveglia, cioè mi sembra di sentir parlare Bernardelli l'altro giorno su Rete 4, che per fortuna non ne ha parlato nessuno. Cioè, quando gli hanno dato il microfono, cosa ha detto? Roma ladrona o giù di lì. Bernardelli, ti vogliamo bene, siamo storici, amici, ti ho intervistato, ospitato a Radio Padania Libera un po' di volte, però dai, un bel F5 qua sulla testuzza ce la mettiamo, cioè non lo diciamo più, abbiamo cambiato modo di parlare, ma il concetto è sempre quello, e infatti oggi, guarda caso, sul Corriere della Sera si scrive, parlando della festa di Cervia: Salvini rilancia il dossier banche, soldi senza fatica a tassare i profitti. Romeo dice una legge speciale, a proposito di Roma Capitale, anche per Milano. Vi faremo sentire il comizio di Salvini e magari anche qualche altro intervento su Lega Salvini Premier. Ci sono 2 ore e passa di comizi da Cervia. Nel pomeriggio, una tassa sui profitti delle banche. Una vecchia battaglia indigesta agli alleati di Forza Italia, ma Matteo Salvini la rilancia con decisione. Il segretario della Lega sciorina di fronte ai militanti accorsi in piazza. Oh, scene pazzesche, pienissimo ieri a Cervia, e oggi sarà anche peggio, oggi e domani poi arriva Zaia. Dio mio, voglio essere a Cervia. Il segretario della Lega sciorina di fronte ai militari accorsi in piazza per ascoltarlo. I numeri degli utili dell'istituto di credito, degli istituti delle banche, a partire da quelli che il governo ha ostacolato nei progetti di crescita, Unicredit, e affonda i colpi. Fanno soldi senza far nessuna fatica. Devono pagare. Ho sentito il boato da casa. E poco importa se già in passato su una proposta analoga dentro la maggioranza c'è stata tensione, con Forza Italia che si è messa di traverso. Il vice premier non se ne dà per inteso e promette battaglia, ma la tenuta del governo, tiene a precisare, non è in discussione. Andiamo d'amore e d'accordo e andremo avanti insieme fino alla fine. Sugli avversari del centrosinistra Salvini e Tranchant, pur di andare al potere, cercheranno di fare una mucchiata, non vanno d'accordo su niente. A Milano chiedono a Sala di cambiare rotta, ma governano da 15 anni. Per loro il potere è un fine, per noi un mezzo. Ma la serata di Milano Marittima vede al centro del discorso di Salvini, spalleggiato sul palco da Daniele Capezzone, i casi giudiziari che vedono sotto i riflettori esponenti di centrosinistra. I giudici ogni tanto indagano qualcuno di sinistra per far vedere che sono imparziali. Ma è una finta, sottolinea con malizia il segretario della Lega. Il sindaco di Milano dice che chiede le dimissioni di Beppe Sala non perché è indagato, ma perché è incapace di governare la città. Sull'ex primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, il ragionamento è diverso, ma utile a marcare una differenza rispetto agli avversari. Nessuno del centro-sinistra ha chiesto le sue dimissioni perché tutti sono innocenti, sono al terzo grado. La sinistra con Toti si è comportata all'opposto, ha sfilato in piazza per chiederne la testa e adesso fa la garantista. Capezzone ricorda a Salvini che nel 2019 proprio da Milano Marittima e dallo show al Papete sono iniziati i guai. 6 anni dopo, conferma il leader della Lega, sono ancora vice premier, ma mi ritrovo con un processo in più sulle spalle. Anzi, credevo che il Tribunale di Palermo avesse stabilito che respingere gli sbarchi fosse un diritto, ma ora i giudici si sono appellati alla Cassazione. Io non mi arrendo, anzi, ho ancora più voglia di lavorare. Se mi vogliono fermare, devono mandarmi in galera.
Il discorso cade sulla riforma della giustizia. Salvini difende la scelta di separare le carriere, ma rilancia anche un vecchio cavallo di battaglia. Il giudice che sbaglia deve pagarla e lo deve fare personalmente, non a spese della collettività. Eh sì, perché quando pagano quelle poche volte paga lo Stato. L'ultimo attacco è pesante. Non può esistere una categoria di impuniti. Il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che questa sera è sul lago Acolico, ragazzi miei, aggiunge un po' di sale lanciando un ultimatum alla maggioranza. Il 21 settembre ci sarà raduno di Pontida. Per quella data dovranno essere firmate le intese con le 4 regioni che hanno chiesto la delega su alcune materie. Ragazzi, mi vengono i brividi. E su questo trova l'appoggio del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Ve la ripeto questa cosa, il 21 settembre, lo sapete, il grande raduno nazionale della Lega a Pontida in provincia di Bergamo, con decine di stand da tutta Italia. Ci saremo noi di Radio Libertà con il nostro stand, Sammy Varin a distribuire i gadget introvabili di Radio Libertà. Per il 21 settembre dovranno essere firmate le intese con le 4 regioni che hanno chiesto la delega su alcune materie, sull'autonomia, ok? A proposito di Roma Capitale, gliel'abbiamo data, gliel'abbiamo detta, ma adesso bisogna portarla avanti, Camera Senato, ping pong, e poi magari bisogna votare. Cosa voterete? Dalla Lombardia e dal Veneto sale la protesta per una decisione ritenuta centralista, mentre l'autonomia differenziata, come ha ricordato Molinari, è ancora ferma al palo. Il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo annuncia un disegno di legge. Non riesco a leggerlo, ragazzi. Ho veramente i brividi? Ho i brividi? Spegni l'aria condizionata, c'ho i brividi. Oh, non spegnerla davvero. Un disegno di legge costituzionale per riconoscere poteri speciali anche a Milano. Vi abbraccio, vieni qua che ti bacio, vi bacio, sto baciando, che schifo, c'ha la barba che punge, sto baciando i registi con la barba pungente. Ragazzi, questa è la risposta alla polemica che vi facevo ieri. Ho fatto la scenata teatrale, eccetera, sono giù di morale, non riesco a fare la rassegna stampa, perché i titoloni dei quotidianoni erano che diamo più potere a Roma Capitale, che d'altronde ormai è già scritto in Costituzione, cioè dovevo star male già da un po' di anni, decenni dici quasi. Adesso, visto che è scritta in Costituzione, cominciamo a mandare avanti questo iter. Davvero è giusto che Roma abbia più poteri come le altre capitali. Perché? Perché tutto passa da Roma, perché c'è un casino, perché non sono capaci sul fronte sicurezza, non chiudono i buchi delle strade, cioè c'è qualche motivo? Quale motivo? Tanti motivi ci sono. Fatto sta, la risposta della Lega è stata quella. Adesso vogliamo però, prima di dare più poteri a Roma Capitale, portare avanti l'autonomia differenziata, E nel programma di governo dall'inizio, ok? Dalla Lombardia e dal Veneto sale la protesta per una decisione ritenuta centralista, mentre l'autonomia differenziata, come ha ricordato Molinari, è ancora ferma al palo. Il capogruppo al Senato segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo annuncia un disegno di legge costituzionale per riconoscere poteri speciali anche a Milano. Milano Capitale, vedete, io ho la redazione che inizia là, Milano Capitale, ok? Torna la maglietta con scritto dietro Milano Capitale. Il presidente uscente del Veneto, Luca Zaia, si appella a governo e Parlamento perché nel provvedimento appena varato sia incluso anche il pieno riconoscimento di un'altra città che necessita di un'attenzione speciale, Venezia. Chiaro che Gori non chiederà mai nulla per Bergamo, ma voi bergamaschi non meritate assolutamente niente, perché il sindaco è di sinistra e quindi no, vogliamo bene a Bergamo, ci mancherebbe. È chiaro, purtroppo avete votato la sinistra, a Brescia non si sta per niente meglio. Bene. Direi che questa paginona, pagina 17 del Corriere, solo il Corriere ne parla, ci tira su di morale. Tajani che vede i figli di Berlusconi, da loro collaborazione attiva, l'incontro di ieri certamente,
Sto guardando cosa mette sotto. Chi è questo qua? Pupillo del Cavaliere, poi deputato e cantante. Non l'ho mai mandato. Baldelli alla comunicazione. È la novità di ieri che Forza Italia ha messo sto Baldelli, Simone Baldelli, 52 anni, ex deputato, è il nuovo coordinatore della comunicazione di Forza Italia, ok? Questa è la novità uscita fuori dalla chiacchierata di ieri, almeno quello che la stampa è riuscito, in questo caso il Corriere, è riuscito a far trapelare, perché chiaramente sono tutte cose, chissà cosa avranno deciso, soprattutto su Tajani. Tajani, cosa resterà di Tajani? Nel senso, rimane? Ne mettiamo un altro in Forza Italia? Ma chi? Ma chi? Boh, dai, no, va bene, siamo contenti, è una bella soddisfazione. E allora posso anche andare, lo perdoniamo, il quotidiano Il Tempo di Roma, che ieri festeggiava con la Meloni vestita da soldato romano, e oggi scrive: Milano bevuta. Bufera urbanistica sul PD, 6 arresti per Palazzopoli, domiciliari per l'ex assessore Tancredi e Catella, traballa Sala, mai agito per finalità personali. Traballa, ma comunque l'accusa più grave gli è stata tolta. O mia bella Madunina 5 Stelle, il divertente editoriale di Tommaso Cerno, il tira e molla sui dazi, e poi confermati questa notte, ma il tempo di Osho è divertentissimo, tira e molla sui dazi, USA, l'Unione Europea, partono oggi ma non si sa su cosa, e è il tizio che vende il formaggio che chiama Donald. Donald, scusa, è il pecorino, a quanto lo mettiamo? Perché dipende dai dazi, dipende da cosa gli gira a Donald. Fa ridere, ma è davvero così, ragazzi. La incorona anche The Times. L'occupazione cresce, Meloni leader amata, Fratelli d'Italia vola sopra il 30%. Non sembra mai la stessa parabola che ha avuto la Lega, che ha avuto Renzi. Guarda che pazzesca sta cosa, gli italiani che vogliono su e poi giù. È una girandola, è una giostra incredibile. Chiaro, la politica è anche questo, saper approfittare del momento e saper fare squadra anche quando non hai più il 34%. Vedi la Lega. Per oggi il Corriere dice giustamente, ora la politica si sta organizzando per le prossime elezioni, e soprattutto, dice il Corriere in prima pagina con Mieli, per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Se il Parlamento fosse molto di centrodestra, il Presidente della Repubblica sarebbe per la prima volta di centrodestra. Mai successa sta cosa. E al momento il candidato possibile si chiama Giorgetti. Non sto sparando cavolate, oggi in prima pagina sul Corriere. Forza Italia non si spacca, Tajani e il vertice con i Berlusconi continuano a sostenere il partito, ma soprattutto Centocelle, battaglia vinta del Tempo dopo la nostra inchiesta, sigilli alla Moschea di Roma. Subito dentro il quotidiano Il Tempo, volo, eccola qua, Fratelli d'Italia supera il 30%, l'effetto dazi non si sente, l'occupazione cresce, piano Mattei, lotta ai clandestini, Meloni vede il presidente tunisino. Oh, attenzione, piante dosi. Se volete sapere di più sul fronte sicurezza, ragazzi, ma ci sarà anche moltissima Lega di quella tosta, guardali qua. Ve li rilego perché magari mi avete acceso solo adesso. Questa sera la festa della Lega Romagna a Cervia. Oggi, venerdì 1 agosto alle 20:30, arriva il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e alle 21, per farvi godere politicamente, voi che cenate pane e politica, questa sera alle 21 a Cervia, Luca Zaia. Non dico nient'altro, ma ci sono altri ospitoni, la Sardone, la Locatelli, alla festa della Lega Romagna Cervia, partita ieri sera con Matteo Salvini, questa sera Luca Zaia, Piantedosi, domani Stefani, possibile candidato della Lega in Veneto, con il grandissimo Gusmeroli per parlare di rottamazione quinques, Giorgetti, il prossimo Presidente della Repubblica, domani sabato 2 agosto, e domenica Durigon, Crippa, Toccalini e il ministro Valditara, che tratta male
i tamarri, intendo quelli che non vanno a scuola o quando ci vanno fanno cazzate. Mamma come li tratta male. Voi di sinistra, è chiaro che siete arrabbiatissimi con Valditara. Si scherza, ma questa sera, se siete invece in zona Milano, fatevi un weekendino sul lago, perché parte la festa della Lega in quel di Colico. Eccola qua, venerdì 1 agosto, Colico, Viale Padania. Questa sera, in carne ed ossa, Giancarlo Giorgetti, Riccardo Molinari, Eugenio Zofili, Guido Guidesi, Massimo Sertori. Ragazzi, è il caso di esserci. Cosa ne pensate? Questa sera roba buona al Festival Lago e Valli di Colico in Viale Padania. Domani c'è Cecchetti, Romeo, Crippa e Matteo Mauri dei Giovani. Colico, Viale Padania, si mangiano cose squisite sul lago. Oggi e domani il Festival Lago e Valli. Mamma mia, che fame che mi faccio venire da solo. Siamo ancora sul tempo. Piano Mattei lotta ai clandestini, Meloni vede il presidente tunisino, vi dicevo, ma soprattutto a pagina 6 aveva ragione il Tempo, sequestrata la nuova moschea di Roma. Oh signor sale successe, rischio Islam fuori controllo, svolta dopo la nostra inchiesta sul luogo di culto in costruzione a Centocelle, sigilli per abusi edilizi, è emerso un quadro agghiacciante, ragazzi. Oggi da acquistare il quotidiano Il Tempo con Piantedosi che dice: sono ragazzi disorientati, serve un cambio con un passo educativo per i giovani, perquisizioni antiterrorismo su minorenni jihadisti. Io non sono d'accordo sul coprifuoco per i ragazzetti di minori di 14 anni, è un po' esagerato, però se leggi queste cose ti viene da mettere un bel coprifuoco anche per quelli sopra i 14 anni, non esageriamo, Sammy Varin. Stiamo diventando pericolosi, ma soprattutto i genitori. Tu dici, chiaro, se sono figli del barcone, il barcone li fa da genitore, che ci vuoi fare? No, bisogna agire. Se sono sotto controllo in qualche centro per minori, devono essere controllati da qualche centro per minori. Siamo a pagina 13 del Tempo, ciliegina sulla torta, eccola, giro di vite di Salvini sui delitti dei minori, equipararli ai 18enni, nuove misure contro i baby criminali. E quello che vi dicevo prima dal Corriere, il leader della Lega ha presentato la legge Jojo, il ragazzo ucciso 2 anni fa a 16 anni a Napoli. Filippo Impallomeni, equiparare l'episodio delittuoso del minore a quello del maggiorenne. E quanto auspica il segretario del Carroccio Matteo Salvini, che ieri ha presentato la legge Jojo annunciando la candidatura di Daniela Di Maggio, mamma di Giovanni Battista Cutolo, ucciso 2 anni fa a Napoli per futili motivi da un 16enne. Vi ricordate? Gli aveva sporcato le scarpe, forse? I napoletani che vogliono cambiare hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile, ha spiegato Salvini. Reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiando, ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche, formando tanti giovani, è qualcosa di bello. Quindi ringrazio Daniela per aver scelto la Lega. Candidata con la Lega, la mamma di Jojo. C'è un paginone intero, pagina 13 del quotidiano Il Tempo, che è il caso di richiedere al vostro, speriamo, italianissimo edicolante. Anche qui sul Tempo, ragazzi, non faccio finta di niente, Raul Bova che denuncia Corona ai social e parte la battaglia per l'affidamento dei figli. Non ne parlo perché chiaramente ho paura che denunci pure me. Mi fermo. C'è la pausa musicale con una canzone divertentissima dei Righeira, anche se ne è rimasto uno solo, Johnson Righeira, quelli di Vamos a la Playa, No tengo dinero, innamoratissimo, dai, è tornato con un pezzo divertentissimo, non farà la fine degli altri, non diventerà un tormentone, perché non ci sono tormentoni quest'anno, no, si stanno inventando tutto per Sanremo, sono moscissimi, ma questo pezzo merita la vostra attenzione. Chi troppo lavora di Johnson Righeira.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mi sveglio in un sogno, in un mondo senza orari. Io scappo ma poi torno, senza pagare il conto. Lavorare, lavorare, lavorare non fa per me. Preferisco il rumore del mare. Chi troppo lavora non fa l'amore. Io sto meglio se non corro, se non faccio alcuno sforzo. Sotto gli occhiali da sole torno, non fa l'amore chi lavora troppo. E mamma, che bella l'estate, all'ombra, dolce per nulla, mi stanca, mi basta, la fonda. Campione di letargo, profeta del ritardo, ma la notte non finisce, amore, sono solo le 3. Che domani non hai niente da fare. Chi troppo lavora non fa l'amore. Io sto meglio se non corro, se non faccio alcuno sforzo. Sotto gli occhiali da sole torno, non fa l'amore chi lavora troppo. E mamma, che bella l'estate, all'ombra, dolce per nulla, mi stanca, mi basta, la fonda. La luna ha gli occhi da pazza, non va mai in vacanza, resta appesa su di noi. Io sto meglio se non corro, se non faccio alcuno sforzo. Sotto gli occhiali da sole dormo, non fa l'amore chi lavora troppo. Vai, che pezzone quello di Johnson Righeira, chi troppo lavora, c'ha sotto innamoratissimo, c'è quel ritmettino bello molto estivo, cercatelo sugli store digitali su YouTube, c'è anche un divertente video guardatissimo. Chi troppo lavora, la nuova canzone di Johnson Righeira, che ci ha portato a 4 minuti dopo le 10, ancora il buongiorno ma anche buonasera, visto che andiamo in replica con questa importantissima rassegna stampa. Oggi è davvero tosta, dalle 18 in poi. Pochi minuti arriva la commentatrice Chiara Soldani, ma apriremo anche le linee allo 0292947222 per farvi commentare le notizie del giorno. Giro un attimo sul quotidiano Repubblica, perché a proposito delle prossime elezioni, guarda qua, Lega in Veneto, Lombardia a Fratelli d'Italia, il patto segreto tra Meloni e Salvini. Beh, cacchio, che concetto vecchio, no, non è la terminologia, è quello che ha scritto l'articolo, la sa lunga. Cioè, chi l'avrebbe mai detta una roba del genere? Veramente stiamo dicendo una cosa segretissima, patto segreto tra Meloni e Salvini. La Lega avrà il Veneto, la Lombardia avrà Fratelli d'Italia come presidenti.
Una cosa del genere, certo non me l'aspettavo. Guarda, oggi su Repubblica davvero cose inedite, ma attenzione, visto che siamo in tema di cose assolutamente inedite, questa è una stupidata giornalistica, però ve la leggo giustamente perché sono anch'io in fondo, molto in fondo, un giornalista. Nel nord-est, orfano di Zaia che non si fida del Carroccio, siamo su Repubblica, si dice: qui serve l'esperienza. Cioè, capitomi? Allora, a sinistra non viene neanche presa in considerazione. Nel nord-est non si fida del Carroccio, qui serve l'esperienza. Ma parlando male del Carroccio, qui serve l'esperienza, lo dico anch'io, parlando degli amici, compagni, fraterni di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, che l'esperienza per governare quasi non ce l'hanno. Il Veneto poi... quindi adesso non tiriamo fuori che il Carroccio parla male del Carroccio dicendo ci serve l'esperienza, perché il Carroccio l'esperienza ce l'ha. E c'è Alberto Stefani, che sarà ospite proprio alla festa della Lega di Cervia nelle prossime ore, che qualcosina potrebbe dire su questo fronte. Per fortuna, a pagina 27 di Repubblica si torna a parlare di Temptation Perché mi fate campionare in questo modo? Island, l'Italia prigioniera del vecchio feuilleton, scrivono a pagina 27 quelli di Repubblica, facendo sperticati complimenti a Temptation Island e a un certo punto dicendo: caro amico che non hai visto Temptation, peggio per te, ma sappi che il dibattito finto colto non è all'altezza, l'analisi benevola e lo sdegno intellettualoide sono meno persuasivi dello sbotto dell'ex avvocato Alessio quando ricorda a Sonia che l'italiano non è diversamente interpretato. Ma che cacchio dice questo? Fatto sta, signori, Temptation Island è un successone, io ne ho visto circa 30 secondi, ma ho capito tutto quanto. Mia moglie, ad esempio, non riesce più a staccarsi dal video. Sto per aprire le vostre linee, ma soprattutto aprire alla commentatrice del venerdì. Oggi la teniamo alle 10 perché non abbiamo lo spazio alle 11, siamo in versione ridotta per l'estate. Ultimissimo quotidiano preso in considerazione, il quotidiano Libero, che titola oggi la spallata dei PM alla giunta di Milano, ogni giorno in procura, i nuovi arresti, il sindaco che minaccia di andarsene poi dice vado avanti, i dubbi del PD sui sondaggi, la fronda sullo stadio e il nodo Olimpiadi. Ragazzi miei, piatto ricco, micifico, ma Conte è anche il buttafuori del campo largo. Arriva l'ok a Ricci nelle Marche, ora decide il Movimento 5 Stelle chi corre tra i Dem. Ragazzi, broni a Conte, è un po' una vergogna, ma lei in sci. Giro la pagina, all'interno di Libero, la proposta di Salvini di equiparare le pene di minori e diciottenni. Ci sarà anche un garante delle vittime. È stata presentata in Senato la legge che porta il nome di Giorgio, il musicista napoletano ucciso mentre si dava una rissa, prevista una stretta sui cantanti che inneggiano alle mafie. Capito? Parlo con alcuni colleghi di radio che trasmettono questa musica un po' stramba, alle mafie, ma io direi anche ai rapper che inneggiano alla droga, alla violenza, a tirar fuori le armi. Ci mettiamo dentro anche queste, Matteo? Sì. Attenzione, la notizia che non vi aspettate dopo quello che è successo ieri a Roma. Abbiamo voluto dare più poteri a Roma, ma giusto perché lo voleva la Meloni e perché era giusto fosse così, ma dopo il sì alla legge su Roma, sul Libero e non soltanto, oggi c'è un paginone anche sul Corriere, Zaia e Romeo, più poteri anche a Venezia e Milano. Il Veneto, città unica patrimonio dell'UNESCO. Il Lombardo, dal Carroccio un progetto per la capitale economica. Ragazzi, Milano è la vera capitale. Fuori le magliette di Milano Capitale. La modifica costituzionale che darà più poteri e maggiori autonomie a Roma Capitale potrebbe essere allargata ad altre città. Mi fermo, ma c'è un mezzo paginone, ragazzi, che non potete assolutamente mancare di leggere. È chiaro, vi dovete comprare il quotidiano Libero, che a pagina 9 titola poi Meloni in Tunisia, patto
patto anticlandestini, lotta ai trafficanti di immigrati ed energia alla base del dialogo con lo Stato africano. Oggi il Premier vede Erdogan. L'ultima segnalazione, poi mi zittisco. Amanda Knox si fa una fiction per raccontarci la sua verità. Ci dovremmo slurpare anche questa. Pagina 17 di Libero, si parla del il delitto di Perugia del 2007. L'americana assolta per la morte di Meredith dice: la scena dell'interrogatorio mi ha fatto singhiozzare. Bene, si fa lei una fiction coprodotta da una tale Monica Lewinsky dal 20 agosto su Disney Plus. Fermiamoci alle May, sentiamo cosa ci racconta riassumendo la settimana. È proprio lei, quella che ci fa bloccare sui social. Arriva Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a te, un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo orario un po' inedito, ma noi ci siamo. Sammy. Ma come no, sempre sveglia, sempre allerta, ma soprattutto pronto a farci bloccare su tutti i social. Chiara Soldani, che potete leggere anche su leggifuoco.it. Il parroco di Castelfranco di Sotto Pisa, ragazzi, e questo è da ascoltare sui social. Bologna, le mense scolastiche che mangiano halal. A Monfalcone la moschea non si farà, e abbiamo visto anche in quel di Roma. Cose belle toste che Chiara Soldani ci mette sul tavolo della colazione. Sentiamo da dove parti. Vai Chiara. Grazie Sammy. Sì, oggi devo dire una colazione tardiva abbastanza mixata, perché gli argomenti che ci hanno fatto chiaramente arrabbiare e le notizie di questa settimana, di questi ultimi giorni, sono veramente tante, e devo dire che in questa nostra ultima, diretta stagionale insieme andiamo un po' a sviscerare argomenti, ripeto, molto diversi fra loro, che però hanno, se vogliamo, un filo rosso, ovvero quello della sovversione. Cos'è sovvertito? Beh, il buonsenso diventa ovviamente razzismo, non da oggi, lo sappiamo bene, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Ciò che viene promosso in realtà come qualcosa di positivo, come il progresso, il futuro, eccetera, rappresenta invece una reale minaccia, perché torneremo poi a parlare anche di intelligenza artificiale, dei suoi rischi, in particolare sui bambini, sui minori, che puntualmente in estate, in questa stagione, ma non soltanto, vengono esposti, o meglio esibiti sui social, con dei pericoli reali che scopriremo insieme anche stavolta, davvero agghiaccianti. Andiamo in ordine, Sammy, quindi seguo un po' la scaletta che hai tracciato e parliamo di un don molto molto coraggioso. Allora, tante volte si contesta, dando una lettura in chiave un po' più politica, la Chiesa proprio per queste sue orazioni, per questa linea un po', alcuni dicono buonista, di accoglienza indiscriminata, eccetera. Ricordiamo che insomma negli anni il compianto Papa Francesco è stato anche molto attaccato su questo fronte. Bene, oggi invece parliamo di un don decisamente coraggioso, e talmente tanto coraggioso da essere stato chiaramente attaccato dalla sinistra, e come giustamente dicevi ci troviamo a Castelfranco di Sotto. Abbiamo sempre parlato di Don Biancalani, insomma della sua linea così anche fraudolenta, se vogliamo, proprio nella gestione appunto degli immigrati, degli extracomunitari, eccetera. Oggi invece parliamo di un esempio virtuoso, ovvero quello di Don Ernesto Testi, il parroco tacciato di fascismo e razzismo, tutto in un'unica soluzione. E in un'omelia nella messa del 20 luglio scorso, quindi stiamo parlando insomma di qualche settimana fa, lui ha avuto anche il coraggio proprio di parlare non soltanto di un tema che viene tante volte sottostimato, ovvero quello della mancata integrazione, lo sappiamo, la violenza degli immigrati, eccetera, ma soprattutto ha fatto una fotografia molto accurata della realtà appunto della sua cittadina. Di fronte ai fedeli ha detto: ci chiamano fascisti perché vogliamo stare tranquilli a casa nostra. La sinistra ha fatto finta di niente, ha fatto finta di non vedere le violenze, lo spaccio, il degrado totale apportato appunto da questi personaggi in città,
E inoltre dice una cosa estremamente interessante e giusta, probabilmente tra virgolette ovvia, ma lo dico in senso positivo, è la palissiano, ovvero che accogliere non vuol dire lasciare che la gente faccia quello che vuole. Il tema ovviamente è sempre stato anche un po' minimizzato, ma anche semplicemente a livello locale, perché sappiamo benissimo, Sammy, che puntualmente quando comunque c'è la sinistra a governare si chiudono gli occhi, ci si tappano le orecchie di fronte ovviamente a quelli che sono i fenomeni di degrado, di violenza, eccetera. Quindi Don Ernesto è stato ovviamente preso di mira. Noi esprimiamo la totale incondizionata solidarietà. Il fatto di essere comunque una personalità che riveste anche un ruolo importante non preclude la possibilità di essere anche un acuto osservatore, quindi non c'è razzismo in tutto questo, c'è semplicemente la rappresentazione plastica un po' di quello che accade, io direi quasi in tutte le nostre città. Chi più chi meno può testimoniare ovviamente quello che lo stesso Don Ernesto ha appunto raccontato, insomma motivo per il quale è stato chiaramente preso di mira a sinistra. Passi all'AL a scuola. Ora ci trasferiamo a Bologna, città che insomma sappiamo bene ha sempre un certo imprinting politico e non soltanto. Cosa succede? Da settembre 2025 verranno inseriti pasti per i bambini musulmani. Bologna parla di una scelta di inclusione, in realtà ovviamente a scuola, perché sappiamo benissimo che nelle classi, nelle scuole dei nostri figli ci siano oramai più bambini di religione islamica, appunto musulmana, che di religione cattolica o comunque italiani. Ma va benissimo, insomma, questo diciamo che è un discorso a parte. L'altro discorso invece riguarda proprio questo prestare sempre il fianco a coloro che non vogliono integrarsi e vogliono imporre tutto quanto verta appunto sulla propria cultura, usi, modi e quant'altro, costumi inclusi, nei nostri ambienti scolastici e non soltanto. L'assessore alla scuola parla appunto di un servizio che in realtà è erogato dal 2023, intanto ne parliamo oggi perché oggi, tra virgolette, scoppia il caso e si tratta appunto di Daniele Ara. Questi passi, chiaramente con la macellazione tipica appunto della cultura islamica, verranno introdotti, come dicevo, da settembre, quindi all'inizio del nuovo anno scolastico, nelle scuole per l'infanzia primaria e secondaria, quindi insomma andranno a coprire una fascia piuttosto ampia. Discriminazione al contrario, dicono Lega e Fratelli d'Italia, con pratica tribale, perché comunque la macellazione all'AL è particolarmente cruenta, e in questo caso, Sammy, cosa succede? Che persino gli animalisti contestano appunto questa iniziativa, perché contestano appunto il fatto che si tratti di una macellazione insomma abbastanza violenta. Insomma la macellazione tale è e tale rimane, però fa anche tra virgolette sorridere il fatto che gli animalisti, che solitamente lo sappiamo vanno sempre da una certa parte politica, quindi tentano sempre comunque di abbracciare una certa ideologia, stavolta invece fanno sentire la voce grossa. Insomma, si tratta di circa 4.000 richieste di diete speciali, quindi anche questo ci restituisce un po' la dimensione del fenomeno. E quindi oramai diciamo che il confine, la linea che separa l'integrazione dall'imposizione è sempre più labile e sottile. Insomma, sta di fatto che questo accade e tra un po' magari si toglierà anche l'insegnamento della lingua italiana a favore della lingua araba e basta. L'integrazione invece, lo sappiamo, lo diciamo sempre, è un dialogo e un rispetto reciproco e non un'imposizione, ma insomma questo purtroppo anche in questo caso viene tacciato di razzismo. Niente moschee a Monfalcone, quindi rimaniamo più o meno sempre nello stesso ambito, lo stesso tema. Il TAR ha dato ragione all'amministrazione locale, il centro culturale Darus Salam non acquisirà l'immobile presso il quale appunto praticava tutte le varie preghiere e iniziative appunto della comunità islamica di Monfalcone. Il TAR del Friuli Venezia Giulia respinge il ricorso del centro islamico, rincorso che appunto impugnava il provvedimento che disponeva l'acquisizione per legge dell'immobile sito in via Duca d'Aosta 28 appunto a Monfalcone. L'immobile viene così acquisito dal comune. Anna Cisint, che appunto ex sindaco illustre di Monfalcone, sempre sul pezzo, dice: questa è una grande vittoria non soltanto per Monfalcone e per tutti i cittadini chiaramente che si oppongono anche a questa
predominanza e supremazia islamica in Friuli, ma è soprattutto una vittoria per il nostro paese. Insomma, è un segnale molto forte in un momento nel quale si percepisce anche attraverso l'iniziativa appunto delle mense halal a Bologna una certa confusione e anche un po' diciamo questa ondata un po' pericolosa di eccessiva libertà, anche perché poi sappiamo, Sammy, comunque il diritto alla preghiera, al culto in Italia viene in ogni caso rispettato, di conseguenza non stiamo parlando di uno Stato dispotico o di una Costituzione assolutamente non in linea con la libertà, la preservazione appunto della libertà dell'individuo. Quindi questo appunto è un dato positivo, anche perché abbiamo sempre parlato di Monfalcone e di quanto insomma è accaduto in questi anni, quindi è un segnale forte e vedremo un po' come procederanno altre città, visto che puntualmente di moschee, anche di moschee abusive, si torna sempre a parlare. E infine, in chiusura appunto, andando a parlare di intelligenza artificiale, social, esposizione dei minori eccetera, c'è una denuncia dell'associazione Meter che parla di pedofili in rete, anche sui social, quindi insomma dobbiamo stare molto molto attenti per quanto riguarda soprattutto l'esposizione dei bambini, che spogliano i minori su Signal, che è un'app di messaggistica dove sono stati segnalati e identificati dei gruppi appunto di pedofili. Nell'arco diciamo di questi ultimi mesi sono stati segnalati e identificati ben 507 gruppi, quasi 3.000 bambini spogliati in 6 mesi. Rischi reali, ovviamente ne parliamo sempre, lo ricordiamo per quanto riguarda la pedofilia e la pedopornografia. Ci sono queste applicazioni, software ovviamente di ultima generazione, che alterano anche il contesto dell'immagine, quindi magari una semplice foto di un bambino in spiaggia viene modificata e quindi può appunto diventare un'immagine a sfondo sessuale. Signal appunto è un sistema di messaggistica molto utilizzato perché preserva la privacy, offre crittografia e alto anonimato, come appunto dicevo, più altri rischi vengono rappresentati anche dai social che abitualmente utilizziamo, Telegram, WhatsApp e altre piattaforme, quindi bisogna stare non attenti di più e ricordarci che per quanto un'immagine di un bambino possa essere postata in buona fede, in realtà può rappresentare davvero un reale pericolo e quindi forse è meglio insomma anche tornare a un po' di sana discrezione e soprattutto preservare i più piccoli anche da questi pericoli. Ragazzi, brividi con quanto ha detto Chiara Soldani, da cercare su leggifuoco.it anche in versione cartacea. Chiara, te lo posso dire, bloccati sulla pagina Facebook di Radio Libertà, fatevi un giro se non ci credete, mentre su quella di Lega Salvini Premier siamo ancora in onda, anzi puoi far vedere, guarda, puoi passare, vai su Lega Salvini Premier, dico alla regia i due Simoni, effettivamente siamo ancora in onda, vediamo per quanti minuti, quando parla la Soldani è così. Chiara, buona estate. Grazie mille Sammy, un augurio a te, alla tua bellissima famiglia e buona estate a tutta la radio e tutti gli ascoltatori. Grazie Chiara Soldani, ci ritroviamo a settembre e qui signori io apro le linee, abbiamo 10 minuti poco meno per entrare in onda allo 0292947222, commentare le notizie del giorno. A proposito di Lega Salvini Premier, grazie a chi ci sbircia su questa pagina Facebook, seguitissima, 1 milione e passa di follower. Condividete questa rassegna stampa perché è importante, gli argomenti che ho trattato interessano sicuramente voi e la vostra percezione politica, quindi condividete a parenti, amici, ma soprattutto sulla vostra pagina Facebook. Saluto ad esempio Giuseppe, Elvin, Yvonne, Emilia, Cla, Maria Ester, Sofia, Albano, Anna Marini, Fulvio, Raut, Massimo, Maria Teresa, sono alcuni degli amici che stanno scrivendo sulla pagina di Lega Salvini Premier commentando la rassegna stampa di Sammy Varin. Qui su questa pagina trovate, ve la faccio vedere, anche la diretta di ieri da Cervia alla festa della Lega di Milano Marittima, che ci sarà anche questa sera, domani e domenica, ragazzi, con ospitoni pazzeschi come Luca Zaia. C'è stato Matteo Salvini ieri sera che ha fatto delle dichiarazioni potenti. Dopo le 13 avremo modo di riascoltare il
suo intervento e probabilmente anche quello degli altri colleghi della Lega e del centrodestra che si è riunito e che si riunirà in questi giorni alla festa della Lega di Cervia, Milano Marittima. Insisto perché so che molti di voi sono in vacanza in zona e se non stasera, domani o domenica, un giro alla festa della Lega bisogna farcela. Mi salutate chiaramente Matteo, la Sardone questa sera, diteli oh ti saluta Sammy Varin, vedrete che faccia che fa perché siamo diciamo appena suoi fan, come fan di tutti coloro che si sono fatti il paiolo per fare buona politica all'interno della Lega e ce l'hanno fatta a essere rieletti. Purtroppo non tutti ce l'hanno fatta, la coperta è corta, ma non per questo si passa a Patto per il Nord, a Grande Nord e si va a fare le figure di merda su Rete 4. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta, Buongiorno. intanto buone vacanze perché penso che dalla prossima settimana lei non ci sia. Lisetta, ti faccio una sorpresa ancora lunedì e martedì ci sono. Allora, da perfetto. mercoledì arriva Antonino Danna a fare la rassegna. Così lo disturberò sempre, Certo. annuncio già. Allora, volevo dirle queste in due parole. L'italiano, signor Sammy, questo sconosciuto. Allora, vorrei segnalare la totale ignoranza, perché è una totale ignoranza, della nostra bellissima lingua da parte di importanti politici, giornalisti e lettori, signor Sammy. Capisco che ci siano persone che abbiano dovuto interrompere gli studi per lavorare e che per me sono persone degne della massima considerazione, direi, ma che laureati e non che dall'alto delle loro alte cariche vogliono gestire la pubblica amministrazione con l'ignoranza della nostra lingua non lo ammetto, signor Sammy. Se non conoscono l'italiano, come possono conoscere storia, geografia, economia, eccetera? Dovrebbero, secondo me, essere mandati nuovamente a scuola. Tutto qua, io saluto e buon fine settimana. Grazie della meditazione. 0292947222. Altra chiamata, pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Ciao Walter. È un po' che non ti chiamo. Volevo dire a Lisetta che abbiamo anche dei primari che sono magari, che ne so io, laureati in logistica. Non è una barzelletta, la verità è che ci sono primari in cardiologia che magari non sanno cambiare le gomme della macchina, ma se aprono un torace dicono che cacchio, hanno giocato con l'allegro chirurgo, diciamo così, che nel curriculum hanno ho giocato con l'allegro chirurgo. Ma io non ti telefonavo per questo, volevo dire, è da ieri che ho il sorriso sulla bocca, perché quando hai detto di Roma che è diventata il Capodmundi, quindi fa il cazzo che vuole, l'ho sempre fatto, che è scritto in Costituzione, ma nella Costituzione l'articolo 5, sono 24 anni adesso, che prevede il federalismo e l'autonomia. Allora, è scritto comunque, chiuderla. Complimenti ai romani, a Roma, a tutti quelli che sono a Roma, anche i nostri politici, perché ci hanno messo in faccia una NERDA che è difficile da mandare giù, perché questa cosa qui è talmente grossa che si cerca di far passare ma poi noi come controparte avremo. Sì, ma quando l'hai preso la controparte arriva sempre dopo e arriva sempre con ritardo. Grazie caro, ti taglio perché siamo di corsissima, ma se avete ascoltato la rassegna stampa è già arrivata la replica della Lega. Prima l'autonomia di chi l'ha richiesta, poi Roma Capitale, visto che è un progetto costituzionale, quindi bisogna cambiare la Costituzione, ping pong, Camera, Senato, bing, boing, bing, bing. Non c'è nessuna fretta, poi magari bisogna pure votarla. Prima arriveranno le riforme, quelle che sono scritte nel programma di governo sull'autonomia e poteri speciali magari per Milano. Quindi puntualizziamo questa cosettina che non mi sembra da nulla. C'è l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Gino da Roma, ma di Roma Capitale non me ne frega niente proprio. Quello che volevo invece interessarmi, sono curioso, non so se tu puoi togliermi questa curiosità. Parlo dei sacerdoti, ad esempio qui nella chiesa dove vado io cerco il trascendentale, ancora
non lo trovo, però sento che a turno vanno in ferie o vanno in pensione. Ecco, questi soldi della pensione, di uno stipendio, chi è che li paga? Lo Stato? Quanto prendono? Quanto guadagnano? Domanda, curiosità, nessuno ne parla mai. Ciao Sammy, ciao. Grazie carissimo, certo fai bene a buttare il sassolino nello stagno, trovate facilmente su Google tutto quanto, e poi su Instagram ci sono parecchi sacerdoti che stanno andando molto molto forte a comunicare. E ci può stare, secondo me, perché insegnano forse anche cose belle. I pedofili, speriamo, non facciano cose dirette su Instagram. E nel caso del Giubileo dei Giovani, ragazzi, c'è stata una bella comunicazione. Poi gli abbiamo dato Roma Capitale, poteri, eccetera, ma ce li prendiamo anche noi. Me ne vado ricordandovi, certo, l'ultima locandina riguarda il 20 settembre, la Pontida dei Giovani, il sabato prima della grande Pontida nazionale della Lega, controcorrente in direzione ostinata e contraria sul pratone di Pontida. Il 20 settembre alle 17:30 la Pontida dei Giovani, e poi certamente il 21 vi aspettiamo tutti allo stand, al gazebo di Radio Libertà sul sacro pratone di Pontida per la grande Pontida nazionale, con tutti i leader della Lega e non soltanto, e con i gadget di Radio Libertà. Signori, adesso volete tutti quanti le mutande e ne abbiamo pochissimi esemplari perché sono robe da collezione. Chiaro che le mutande con scritto Libertà è roba buona da ricercare sia da uomo che da donna, ok? Ma questo è solo l'inizio, avremo modo di parlarne ancora. Vi auguro buon weekend, alla prossima. Avete ascoltato la rassegna stampa.